Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. La magistratura squarcia il velo del caporalato nelle campagne di Caltanissetta e Agrigento. 16 intermediari indagati per sfruttamento della manodopera, in gran parte immigrata, taglieggiata nei salari, senza orari né diritti. L'ha fatta il nero? Allora non la mangio. Razzismo in pizzeria a Licata. La denuncia del titolare, un andazzo che dura da mesi, da quando ho assunto 3 immigrati del Gambia. Palermo, a Ballarò è sempre emergenza rifiuti e allarme droga, un quartiere che si sente abbandonato e in mano alla criminalità. Università di Messina, nuova inchiesta della magistratura dopo quella su rimborsi milionari costata il posto al rettore Cuzzocrea. Ora c'è un'indagine sugli appalti banditi nel 2022, numerosi gli indagati. Al liceo Galilei di Spadafora, quello della maturità ripetuta per 11 studenti, indagata la docente che ha suggerito nella chat di classe gli argomenti da preparare. Mussumeli è il primo comune siciliano a fare ricorso ai medici stranieri. 9 chirurghi argentini evitano la chiusura della struttura sanitaria. Per il Capodanno sotto il Liotro saranno i catanesi Anna Castiglia e Mario Biondi con Tananai i protagonisti del concerto in Piazza Duomo. Calcio, emozioni Catania, la squadra di Lucarelli non si arrende mai, vince ai rigori col Crotone in Coppa Italia dopo essere stata 3 volte in svantaggio. In Serie B domani tocca al Palermo che ospita il Catanzaro. Bentrovati. La piaga del caporalato tra Caltanissetta e Agrigento, 16 gli indagati per sfruttamento del lavoro. I braccianti agricoli venivano sottopagati e spostati di campagna in campagna con mezzi fatiscenti. Torino De Mana. Sfruttati, sottopagati, spostati da una campagna all'altra, spesso a bordo di auto e furgoni in pessime condizioni di sicurezza. Emergenza caporalato nelle campagne di Caltanissetta ed Agrigento, dove 16 persone sono indagate dalla procura di Caltanissetta per sfruttamento del lavoro. Le indagini, iniziate alla fine del 2020, hanno visto impegnati la squadra mobile e il Nord dei Carabinieri. Gravi gli indizi di colpevolezza nei confronti di alcuni imprenditori agricoli o proprietari terrieri di Delia, Sommatino, Palma di Montechiaro e Ravanusa. Gli operai reclutati nel capoluogo nisseno erano trasportati dai caporali a bordo di mezzi fatiscenti che si spostavano su strade sterrate per raggiungere di buon mattino gli appezzamenti di terreno per raccogliere pesche, olive e carciofi. Lì stavano ore ed ore, in estate sotto il sole cocente, in inverno all'acqua e al freddo per pochissimi euro. Il tutto approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori in prevalenza extracomunitari. I caporali avrebbero trattenuto anche una parte del salario da loro stessi consegnato ai braccianti. È importante sottolineare che i soggetti che appunto sono stati coinvolti nell'attività di indagine sono tanto i datori di lavoro quanto i caporali, perché ovviamente essendoci una richiesta da parte delle aziende agricole, quindi dei datori di lavoro, degli imprenditori agricoli, va da sé che il caporale trova molta facilità nel reperire i lavoratori sia nel centro urbano di Caltanissetta sia vicino appunto a quelli che sono i centri per migranti, così da poterli poi condurre nelle campagne tanto della provincia di Caltanissetta quanto della limitrofa provincia di Agrigento. Sulla vicenda prende posizione la Fly CGIL Sicilia. L'inchiesta di Caltanissetta, si legge in una nota, è l'ennesima dimostrazione che lo sfruttamento del lavoro è un fenomeno duro a morire. Quello che manca all'appello oggi è l'iniziativa della politica per la prevenzione, senza la quale difficilmente si potranno fare passi in avanti. Razzismo in un ristorante dell'Agrigentino. A Licata i clienti di un locale rifiutano la pizza preparata dai dipendenti di colore. Davide Sardo. Il fatto più eclatante è stato quello di un signore, un cinquantenne, che praticamente ha ordinato le pizze al telefono, le pizze da sport, e quando è venuto a ritirarle si è accorto che dietro al bancone c'erano 2 ragazzi di colore, 2 miei dipendenti che sono di colore, e senza preoccuparsi di loro, davanti a loro ha detto:
le pizze me le hanno condite loro, io le pizze non le voglio. E la denuncia shock di Gianluca Graci, titolare della pizzeria La Fuazzeria Allicata nell'Agrigentino. L'episodio di razzismo vissuto nel suo locale è stato per prima denunciato sulla sua pagina Facebook perché stanco e amareggiato di continuare a ricevere tanti messaggi dal tenore razzista a causa della presenza dietro il bancone del forno impegnati a preparare le pizze o a servire ai tavoli due ragazzi di colore, entrambi assunti con regolare contratto. Un messaggio fresco di questa mattina: i miei ragazzi solo perché sono di colore sono stati chiamati spacciatori, persone che stuprano le ragazze, delinquenti. Gianluca Graci non si scompone, rispedisce al mittente tutte le accuse e trova il conforto e la solidarietà dei suoi dipendenti di colore. Continua sempre così, c'è una persona sincera, onesta, quello che ha da dire te lo dice in faccia anche che ti fa stare male, però è una persona onesta e io vorrei dire che continua così. E quindi per questo razzismo anche a me non mi interessa, perché il titolare non mi comporta male, mi comporta tutto bene, così andrà bene e sto lavorando pure meglio. Il mio pensiero è, non penso a queste parole che mi fanno male, perché lo già capiscono, quindi niente si fa. Catania chiede il telefono in prestito a un vicino nella sala d'attesa di un ospedale e con il cellulare minaccia la moglie con frasi quali: se ti vedo con un altro ti ammazzo davanti alla scuola. Il proprietario del telefonino ha avvisato la polizia che ha disposto per l'uomo il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. Sempre oggi nel Trapanese 2 uomini sono stati arrestati dai carabinieri per avere minacciato e picchiato le loro madri. Emergenza rifiuti e allarme crack a Ballarò. Gli abitanti del quartiere si sentono abbandonati e ostaggi della criminalità. Manlio Viola. Dai rifiuti alla droga, passando per il degrado ambientale degli immobili. Non c'è pace per l'area del mercato di Ballarò di Palermo, parte centrale del quartiere dell'Albergheria, un'area densa di storia, di cultura, di persone, di palermitanità. Come se non bastassero i problemi di un quartiere che deve affrontare il dominio territoriale ormai consolidato da parte degli spacciatori, il fulcro del mercato del crack si trova proprio lì, arrivano anche i cumuli dei rifiuti. Non è una novità, era già successo altre volte negli anni passati. Nel centro residenziale ed in quello storico pedonale non accade ormai più, ma all'Albergheria sì, rifiuti che si accatastano perché la RAP, la società che si occupa della raccolta, non riesce più a trovare il tempo per raccogliere anche lì. Rifiuti che scivolano in mezzo alla strada creando anche turbative al traffico, oltre a problemi igienico-sanitari. Rifiuti che diventano soggetto delle foto dei turisti che vanno a visitare le tante bellissime chiese. Allo Zen, altro quartiere ma alla periferia nord della città, gli abitanti non ne possono più, tanto che quei cumuli di rifiuti li danno alle fiamme. A Ballarò avviene molto meno, quasi mai. Strade strette e stabili fatiscenti fanno sì che un eventuale incendio di un cumulo di rifiuti rischierebbe di far danni molto gravi. E fra i rifiuti e il degrado gli spacciatori trovano nascondigli, aree dove muoversi indisturbati. E in questo contesto il contrasto ai reati, tutti i reati, diventa difficile sempre di più. L'Università di Messina avrebbe utilizzato il regime derogatorio del decreto semplificazioni adottato per l'emergenza Covid anche in appalti dove non era previsto e così da una segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è scattata una nuova inchiesta. Francesco Triolo. Non c'è solo l'inchiesta sui rimborsi ad interessare l'Università di Messina. Un altro fascicolo sull'era Cuzzo Crea sarebbe aperto a Palazzo Piacentini, proprio di fronte all'Ateneo, e riguarderebbe la gestione di appalti e affidamenti nel periodo dell'emergenza Covid. L'inchiesta della Procura di Messina, retta attualmente dalla vicario Rosa Raffa, nasce dai rilievi fatti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che durante una istruttoria del 2022 ha parlato di inadempienze e di irregolarità negli appalti banditi dall'Università di Messina. In questo momento sarebbero iscritti al registro
più indagati. Gli appalti contestati dall'autorità riguardavano tutta una serie di lavori: efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dell'Ateneo, i lavori di restauro conservativo dei prospetti e la riqualificazione del patrimonio immobiliare universitario, l'esecuzione dei lavori per la riconversione in residenze in 2 plessi dell'università, appalti milionari oltre a quelli che hanno riguardato affidamenti di forniture e servizi. L'ANAC contestava all'Ateneo l'insussistenza di presupposti per l'applicazione del regime derogatorio previsto dal decreto semplificazioni, che prevedeva la deroga per i casi di sussistenza di ragioni di estrema urgenza strettamente derivanti dall'emergenza sanitaria allora in corso, presupposti che secondo l'ANAC non ricorrevano negli affidamenti considerati nei settori indicati. Le situazioni di urgenza prospettate dall'Ateneo si potevano ricondurre alle situazioni di incurie e carenze manutentive protrattesi nel corso degli anni, non strettamente collegate all'emergenza Covid, così come invece avrebbe richiesto la normativa di riferimento. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla maturità ripetuta per 11 studenti del liceo Galilei di Spadafora nel Messinese. Indagata la docente per i messaggi inviati nella chat di classe. La procura le contesta la rivelazione di segreto d'ufficio. Giusy Lazzara. C'è un risvolto penale per la maturità che 11 studenti hanno dovuto sostenere per la seconda volta al liceo Galilei di Spadafora nel Messinese. Iscritta nel registro degli indagati, la professoressa di storia e filosofia che ha inviato il messaggio sulla chat con i suggerimenti delle materie da preparare per l'esame. La procura di Messina le contesta il reato di rivelazione di segreto d'ufficio. Nelle cartelle d'inchiesta si legge che la prof aveva mandato 5 argomenti da studiare per iniziare il colloquio sulla chat di classe, che non includeva però tutti gli alunni. È stata proprio una delle studentesse esclusa dal messaggio, avendo ottenuto un risultato negativo alla prima prova rispetto agli altri compagni, a presentare un esposto sui risultati finali dell'esame. L'ufficio scolastico regionale, alla fine delle verifiche, aveva deciso di annullare le prove orali. Dal canto loro, i ripetenti della maturità si sono rivolti al TAR di Catania, che aveva rigettato l'istanza. Tutto da rifare per i maturandi che già si erano iscritti al primo anno di università. Le prove bis, qualche settimana fa, hanno fatto gioire alcuni ex liceali che hanno ottenuto un voto maggiore del precedente, confermato invece il voto per la studentessa che aveva presentato l'esposto. Musumeli è il primo comune siciliano a fare ricorso a medici stranieri grazie all'arruolamento di 9 chirurghi argentini. L'ospedale, che rischiava la chiusura, oggi torna alla piena operatività. Luca Ciliberti. Non siamo medici appena laureati, siamo medici con 1 o 2 specializzazioni alla spalla, con 15, 20, 25 anni di esperienza. Il dottor Gabriel Pablo Miri è uno dei medici argentini che da qualche mese lavora a Mussomeli, paesino nisseno dell'entroterra siciliano che conta poco meno di 10.000 abitanti. Per mancanza di personale l'ospedale Immacolata Longo rischiava di chiudere. Con un'intuizione e precedendo le scelte della regione siciliana, che oggi vuole fare ricorso ai medici stranieri, il sindaco Giuseppe Catani è riuscito a stipulare un accordo con l'Università Argentina di Rosario, riuscendo, dopo una lunga procedura, ad arruolare 9 professionisti sudamericani. Venivamo da 19 procedure di reclutamento svolte dall'ASP di Caltanissetta che non avevano dato nessun frutto e rischiavamo la chiusura dell'ospedale perché già diversi reparti erano chiusi per carenza di medici. E adesso abbiamo 9 medici argentini, ortopedici, chirurghi, medici di medicina interna, pediatri, e a breve arriverà un altro pediatra e stiamo lavorando sugli anestesisti. Con il rinforzo del personale medico e la riapertura del reparto di chirurgia, l'ospedale è adesso in grado di eseguire quegli interventi che erano stati temporaneamente sospesi. Non siamo qua per i soldi, capito? Siamo qua per un pensiero diverso, perché per la testa lasciarla tranquilla, per godere della famiglia, godere del lavoro. E l'ospedale è un ospedale piccolo, però che rappresenta una grande famiglia, dove tutti insieme facciamo tutto per il paziente. E nell'ospedale grande il paziente è un numero, nell'ospedale piccolo il paziente si riconosce per il nome. Per far fronte alla fuga dei medici dagli ospedali delle zone disagiate, la regione siciliana ha previsto in finanziaria un incentivo economico a favore di coloro che scelgono di prestare servizio negli ospedali che oggi prestano maggiore carenze di organico.
Terminerà alle 17 lo sciopero di tutte le imprese ferroviarie proclamato dai sindacati per protestare contro le condizioni di sicurezza dopo che in Calabria un treno ha provocato la morte di 2 persone. Trenitalia ha garantito i servizi minimi nelle fasce orarie di maggiore frequentazione. Sono stati tuttavia cancellati 5 convogli sulla Messina, Catania, Siracusa. Secondo i sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL, l'adesione allo sciopero in Sicilia è stato del 90% dei lavoratori. E adesso con grande dispiacere annunciamo la morte dell'amico e collega Franco Zuccalà, catanese, aveva 83 anni. A lungo ha collaborato con il quotidiano La Sicilia ed è stato responsabile della redazione sport di Antenna Sicilia e a Roma è stato uno dei volti dello sport della RAI. La nostra vicinanza alla famiglia Zuccalà. Il cantautore siciliano Lello Analfino è stato nominato direttore artistico del Parco Archeologico di Siracusa. Si tratta di una nuova figura che arriva dopo le polemiche sui concerti pop al Teatro Greco. Francesco Aloi. Con questo post sui social, Lello Analfino, storico frontman dei Tinturia, ringrazia il direttore del Parco della Neapolis. Lo ha nominato direttore artistico, una figura che fino ad ora non c'era mai stata. Onorato, onoratissimo, felice, anche un po' emozionato per questo incarico che mi è voluto affidare l'architetto Bernardo, direttore del Parco Archeologico. Obiettivo: tramandare tutto ciò che è arte, ma gli eventi usciranno anche fuori dalle mura del parco. Intrecciare il passato con il presente è quello che si vuole fare. L'obiettivo è quello di unire il parco archeologico, i siti di questo parco straordinario, oggetto e del desiderio di tutto il turismo internazionale, con la città di Siracusa e i siracusani. Lo faremo attraverso la musica, attraverso tanti spettacoli, lo faremo chiamando in causa gli artisti siciliani. Lello Analfino è già pronto per fare del suo lavoro quello che definisce un gioco meraviglioso. Siciliano e innamorato della sua terra, si farà sicuramente apprezzare. Cominceremo già dal periodo di Natale, l'8 dicembre inaugurazione dell'albero di Natale nel Teatro Antico di Siracusa, poi il 15 il Museo Paolo Orsi, poi ci sarà un grande evento perché sarà il primo spettacolo teatrale che si farà in Sicilia. All'alba del 1 di gennaio faremo uno spettacolo nel luogo più sacro del teatro siciliano. E l'attesa per vedere le parole trasformarsi in fatti cresce. Da non perdere naturalmente. Altri grandi artisti sono in arrivo in Sicilia per i concerti di piazza dell'ultimo dell'anno. Saranno Mario Biondi, Tananai e la catanese Anna Castiglia, gli artisti che animeranno il palco di Piazza Duomo sotto l'Elefante. Attesi i Pooh a Messina il 28 dicembre. Oggi la presentazione dei cartelloni degli eventi natalizi. Eva Spampinato. Ciao a tutti amici di Catania, non vedo l'ora di festeggiare il Capodanno del 2024 nella mia città in compagnia di tutti voi. L'appuntamento è ovviamente il 31 dicembre in Piazza Duomo, sotto le 8. Mario Biondi lancia l'appuntamento sotto l'Elefante per la notte di Capodanno e il conto alla rovescia può incominciare. Sarà il crooner catanese il super ospite del palco di Piazza Duomo, affiancato da un altro big della musica nazionale, amatissimo dai giovani e acclamato al Festival di Sanremo, Tananai. Saluteranno insieme l'arrivo del 2024 con una piazza che si preannuncia già sold out. Mario Biondi e Tananai non saranno soli, ad affiancarli 3 giovani promesse della musica catanese: Anna Castiglia, reduce dal successo di X Factor, Elena Manuele e Sop. Ci piace immaginare Catania come una grande chioma che in qualche modo dia riparo a tutti i catanesi e in questo senso abbiamo organizzato un Natale che permetta anche la dislocazione di eventi in altri quartieri, anche a San Giovanni Galermo, in zone un po' più decentrate, per dare un momento di conforto, calore e vicinanza a tutta la cittadinanza catanese. Un grande obiettivo che abbiamo, che è quello di inserire il Capodanno di Catania all'interno dei 10 capodanni più importanti d'Italia, quindi avere
avere la possibilità di essere presenti con una diretta Rai o Mediaset e quindi ridare quella dignità che probabilmente Catania aveva un tantino perso negli anni. Questo sarà l'evento clou di un lungo mese di dicembre che vedrà eventi itineranti per tutta la città, teatro, street art, gospel. Anche la città di Messina ha presentato il cartellone. Il 28 dicembre in Piazza Duomo ci saranno i Pooh, preceduti il 23 da Gabri Ponte e il 21 dicembre da Dolce Nera, mentre la notte di Capodanno appuntamento coi Godfellas che saranno accompagnati da un DJ set. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con la vittoria ai rigori del Catania sul Crotone e l'approdo ai quarti di finale della formazione di Lucarelli. State con noi. Continuiamo insieme con il calcio, altro successo per il Catania di Lucarelli, questa volta arriva in Coppa e ai rigori, ai danni del Crotone. I rossazzurri approdano ai quarti e sfideranno il Pescara. Marco Carli. 3 partite e quante emozioni. Lucarelli per il suo modo di essere ha riportato l'entusiasmo ma anche la trepidazione nel seguire le gare. Tutte mai banali, un po' come lui. Catania Crotone non fa eccezione, 3-3 al 90°, poi supplementari e i rigori in cui si sono imposti i rossazzurri. Siamo andati sotto 3 volte, non abbiamo fatto neanche tempo a pareggiare, che ci hanno rifatto subito il vantaggio, ma la squadra è rimasta in partita mentalmente, quindi una grande prestazione mentale oggi da elogiare da parte di tutti e quindi queste sono le risposte più belle oltre che il passaggio del turno. La cronaca parla di un Crotone che ha saputo sfruttare tutte le occasioni, a partire dalla prima, cross da destra e Tribuzzi, lasciato colpevolmente solo, che indirizza in rete. 6 minuti sul cronometro, ma il Catania reagisce e merita il pareggio, che arriva in avvio di un rocambolesco secondo tempo. L'asse è conosciuto ai tifosi fin dall'anno scorso, sovrapposizione cross di Rapisarda, ottimo movimento di De Luca, che finalmente trova il suo primo gol al Massimino. È stato emozionante, quindi poi segnare davanti ai tuoi tifosi è qualcosa di magico, dai. Il vantaggio però dura pochissimo. Tumminello di testa sorprende un Olivieri non impeccabile e non solo in occasione di questa rete. Il Catania deve rifare tutto da capo e ci riesce. Questa volta sfonda a sinistra con la combinazione De Luca e Mazzotta, l'esterno serve al centro Dubiscas, 2-2. Il diagonale di Bruzzaniti, con una difesa non ben disposta del Catania, conferma la concretezza del Crotone. Mancano 20 minuti e il Catania deve ancora recuperare. È bravo Mazzotta a conquistare il rigore che Di Carmine trasforma. Dopo i supplementari sono proprio i tiri dagli 11 metri a decidere la sfida. Il Catania segna con Chiricozza, Nellata e Castellini. L'errore decisivo è di Petriccione. Finale 6-5 per i rossazzurri che nei quarti troveranno al Massimino a metà dicembre il Pescara, mentre l'entusiasmo, figlio dei risultati, continua a crescere. Il Palermo, reduce da un cammino disastroso, 5 partite nelle ultime 6 partite, si appresta ad affrontare un calendario difficilissimo per chiudere il 2023. A dicembre i rosa giocheranno contro Catanzaro, Parma, Pisa, Como e Cremonese. Marco Gullà. Il Palermo, reduce da un cammino disastroso, 5 punti nelle ultime 6 partite, si appresta ad affrontare un calendario difficilissimo per chiudere il 2023. A dicembre i rosanero giocheranno contro Catanzaro, Parma, Pisa, Como e Cremonese. Fatta eccezione per il Pisa, che non ha iniziato nel migliore dei modi, le altre squadre si trovano tutte nelle posizioni di vertice della classifica. Club come Catanzaro e Como sono le sorprese, che stanno stupendo per gioco e risultati. Parma e Cremonese sono invece delle serie candidate per la promozione diretta. La prima tappa, appunto, sarà quella di domani sera al Barbera contro il Catanzaro, che sarà seguito da oltre 1000 tifosi. Un match delicatissimo se si considera che la formazione rosanero non riesce più a vincere al Barbera e ha nette difficoltà a creare gioco. Conini recupera Di Francesco ma non Insigne, probabile formazione, Pigliacelli tra i pali, Matteo, Lucioni, Marconi e Lund a comporre la difesa, con Nedolciauro in panchina, Koulibaly, Stullez e Gomez a centrocampo, Di Mariano, Brunori e Di Francesco in avanti. Catanzaro che sta facendo molto bene e che arriva dal successo nel derby con il Cosenza. In avanti conferma per la coppia Iemmello e Biasci. Siamo arrivati alla conclusione, torneremo alle 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.